In via Scarpa, a 2 passi dalla chiesa votiva, la famiglia di Valeria Orsoni è chiusa nel suo profondo dolore. Abitano in questo condominio dal 2020 dopo aver lasciato Borgo Vicenza a Castelfranco. Il sole, poca gente in giro, una domenica che scorre come tante altre, ma non per parenti e amici delle 3 vittime della Treviso Mare. Valeria, 24 anni appena, Ludovico Brunello, 31 anni di San Biagio di Callalta e Dominga Orsato, 52 anni di Asolo. Silenzio nella villetta di via Valdrigo a Cavrie, mentre solo il passaggio delle auto dirette al mare fa da sottofondo sul luogo del sinistro all'immagine del mazzo di fiori lasciato in memoria dei 2 giovani, entrambi i dipendenti dell'Helmut di via Risorgimento a Treviso e dell'autista di MOM e dell'azienda di autoservizi De Zen. Il cartello di chiusura per lutto e il lucchetto alla porta all'Helmut, dove Valeria e Ludovico lavoravano rispettivamente come cameriera e cuoco, in serata alla riapertura, con il cuore pesante. 2 ragazzi solari, sempre attivi, con la voglia di scoprire il mondo, e non si fermavano mai, passionali anche nel proprio lavoro, nello studio nel caso di Valeria. Lo dico, della passione della cucina, nei viaggi, insomma sì, il contatto umano anche che avevano loro erano una parte molto importante. 2 ragazzi determinati a inseguire le proprie attitudini e le proprie aspirazioni. Diplomata al liceo scientifico Giorgione di Castelfranco, la 24enne studiava e lavorava. Valeria stava finendo il suo master, quindi sicuramente esperienza all'estero, assolutamente. E anche Ludovico aveva in progetto di andare in Australia a lavorare. Era appena tornato dagli Stati Uniti, si era fermato qui di nuovo per un periodo, ma voleva già ripartire. Valeria era una ragazza solare piena di vita e di progetti, racconta il preside del Giorgione Franco De Vincenzis. Frequentava il liceo scientifico ordinario con profitto e passione e aveva deciso di fare esperienze di mobilità studentesca all'estero durante il 4º anno in Oregon, per la precisione. La sua morte improvvisa, conclude, ci ha devastato e a nome mio e del personale di tutto il liceo Giorgione esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa e le condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. La polizia stradale sta proseguendo gli accertamenti sull'incidente, rispetto al quale non ci saranno inchieste della procura dal momento che entrambi i conducenti sono deceduti. L'ipotesi è che sia stata l'auto dei 2 giovani a invadere la corsia opposta, forse per una distrazione o per un colpo di sonno. Ludovico non aveva lavorato quel giorno e nemmeno Valeria. Il passeggero del furgone, condotto da Dominga Orsato, l'imprenditore Michele De Zen, infine, rimane ricoverato in ospedale sotto osservazione.